Giornata di disagi, quella di domani, martedì 4 dicembre, per i pendolari, i viaggiatori e i collegamenti ferroviari dell'isola. Dalle ore 9 alle ore 17 su tutto il territorio siciliano, macchinisti e capitreno di Trenitalia incroceranno le braccia. Ad annunciare lo sciopero di 8 ore è il sindacato Orsa Ferrovie Sicilia. La manifestazione rivendica l'alleggerimento delle forti pressioni sul posto di lavoro e il rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro. Constatiamo come in pompa magna vengono annunciati nuovi servizi alta velocità per tutte le direttrici nazionali, scrivono dal sindacato, trascurando la Sicilia con una visione miope di sviluppo che vede sempre tagliata fuori la nostra isola, regione ormai dimenticata non solo dalle ferrovie dello Stato italiano, ma anche da parte di quei governi che hanno solo fatto dei grandi proclami. Si ritiene del tutto insufficiente il contratto di servizio con lo Stato per il trasporto a lunga percorrenza, carenze infrastrutturali che lasciano la Sicilia come fanalino di coda di un sud sempre più distante dal resto d'Italia, ma i problemi non riguardano solo la logistica. Tra le criticità evidenziate dal sindacato Orsa Ferrovie Sicilia, la forte pressione che il personale mobile subisce nei turni di lavoro, oggi insostenibili per quei macchinisti e capitreno con un'età da pensione. La pausa refezione che ancora nel 2018 viene messa in discussione da dirigenti aziendali, tra l'altro responsabili dell'aumento dello stress dello stesso personale. Non resta altro al sindacato che lo scontro, conclude la segreteria regionale di Orsa Ferrovie, uno sciopero, quello del 4 dicembre, necessario per fare comprendere a Trenitalia il grave stato di disagio del personale mobile. I treni regionali o di lunga percorrenza domani potranno dunque subire cancellazioni o variazioni.